Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti, buonasera a tutti. Allora, siamo arrivati Mi anche vedete? Sono Ruggero Vignai, mi vedete? ti vediamo forte e chiaro e anche vi sento bene tutti già, quindi grazie intanto di questa vostra presenza. Siamo già in diretta con i nostri ospiti, abbiamo già qualcuno collegato e abitualmente insomma andrà in crescendo. Allora uso questi 2 minuti per un'introduzione per salutare gli ospiti, ma soprattutto chi magari è collegato questa sera per la prima volta perché il tema magari lo ha appassionato di più. Il tema di questa sera è l'inclusività. Capiremo anche dagli nostri ospiti e dal dialogo che costruiremo insieme qual è l'ambizione e, come ho ben detto, l'idea del dialogo, cioè l'idea di una chiacchierata profonda con temi importanti, ma con l'ambizione di ridisegnare il futuro. E allora perché? Perché ancora, lo dico solo per la cronaca, siamo partiti durante il lockdown con alcune riflessioni, ora ci siamo assolutamente sganciati, anche se qualche riflessione ci porterà a collegarci, e siamo partiti da questi post-it dietro di me, cioè degli argomenti che sono stati sollecitati da amici, da conoscenti, da qualcuno che ha interagito nella pagina Facebook e ha chiesto quali temi affrontare. E quindi noi lentamente ne stiamo affrontando uno alla volta. Abbiamo parlato dei bambini, degli adolescenti, dello sport, delle attività produttive, delle donne. Abbiamo parlato veramente, stiamo andando in tanti ambiti. Questa sera abbiamo ospiti di cui io sono particolarmente, insomma, intanto devo dire grazie, ma ospiti veramente straordinari, e quindi vi ringrazio di questa disponibilità e di questa oretta. Come ho sempre detto, come dico tutte le settimane, cominciamo puntuali alle 8, alle 18, per concludere poi correttamente alle 19 come da impegno, per liberare gli ospiti e per liberare chi è collegato. Tanti vedranno poi la registrazione e quindi in qualche modo avranno modo poi di interagire anche nei commenti, a prescindere dalla diretta. E allora, come anticipavo agli ospiti, io faccio un giro di presentazioni, cioè vi chiedo chi siete, perché magari ai più siete conosciuti, ma insomma è un'occasione per conoscere chi siete e quello che fate, e quindi ecco, è intanto per conoscerci. E allora, così, comincio proprio da Ruggero. Ruggero, io ho avuto modo di conoscerlo negli anni di amministrazione locale, l'ho sempre visto straimpegnato nello sport. E Ruggero, che io dico solo il titolo, uno dei tanti titoli probabilmente, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Veneto, e quindi io intanto ti ringrazio della disponibilità, ma se ci racconti un po' di te e quello che fai. I nostri sono dialoghi molto, tranne la presentazione, veloci, dinamici, e un passaggio l'uno all'altro come avviene insomma in un dialogo tra amici, e aspettiamo ovviamente i commenti di chi vorrà aiutarci o chiederci qualcosa o chiedere qualcosa ai nostri ospiti. Ruggero, per chi non ti conosce, chi sei? Buonasera a tutti e complimenti per l'iniziativa. Io sono Ruggero Vignai e abito a Villa del Conte, ho 72 anni, a 16 anni ho avuto un incidente tornando da lavoro in moto, e da lì insomma parte un po' varie peripezie, insomma, perché 56 anni fa non è come oggi, per una disabilità piuttosto importante come è la paraplegia, come nel mio caso, però insomma con l'aiuto della famiglia e tante cose e anche dello sport, ecco, mi sono inserito e ancora mi impegno di sport. Ho fatto parecchie cose nonostante la disabilità. Anch'io ho fatto l'assessore per 10 anni, dall'80 al 90 a Villa del Conte, e poi ho attivato anche nell'82 un'attività imprenditoriale, che però 7 anni fa ho ceduto quando facevo carrozzine ortopediche, la Off-Car, forse qualcuno la conoscerà. Appunto 7 anni fa ho pensato che a 66 anni, siccome non siamo eterni, è meglio anche di fare altro,
e ho ceduto l'attività. Ecco, e poi adesso mi occupo, come mi sono sempre occupato, di sport paralimpico e quindi del sociale, dell'integrazione, dell'inclusione e tante altre cose, insomma, ecco. Grazie, intanto credo insomma che hai già dato una bella, un bel approccio, tanti spunti su cui insomma tante domande mi vengono in mente e ci vengono in mente. Passo a Giuseppe Silvestrini, che anche Giuseppe conosco di persona e quindi ti ringrazio della disponibilità. E Giuseppe l'ho scoperto in una particolare sua così, attitudine, una sua progettualità, magari io non so di altre cose, quindi se ci racconti chi sei e poi io a te chiederei già di entrare nella tua progettualità, insomma, ecco. Certo. Io sono ingegnere libero professionista, ho uno studio di ingegneria e architettura e da parecchi anni mi interesso di disabilità relativamente alla progettazione di edifici o di strade, eccetera. E la mia cosa è cominciata collaborando con una fondazione olandese, la fondazione Holman, di cui abbiamo costruito qua a Padova il centro. È una fondazione che cura e soprattutto insegna anche ai genitori dei bambini che hanno deficit visivi, ma non solo deficit visivi, diciamo deficit visivo è quello diciamo principale, ma chiaramente un bambino che ha un deficit visivo anche ha tante altre disabilità generalmente. Allora nella costruzione di questo centro c'è stata un'attenzione smisurata al particolare perché i bambini potessero anche deambulare sempre accompagnati, però deambulare in sicurezza, nella massima sicurezza, con i loro mezzi, imparando con i loro mezzi. Nell'ambito poi successivamente un progetto molto interessante e importante che ho seguito è questo di un parco inclusivo sensoriale che è al Bassi Isonzo qui a Padova, in cui i lavori sono in corso. Praticamente l'idea è nata, doveva nascere un parco, diciamo, soliti parchi con piumazione di alberi per i nuovi nati e abbiamo proposto con la Fondazione Olma al Comune di, anziché fare il solito parco con le solite giostrine, di fare qualcosa di inclusivo. Inclusivo e con la natura che facesse un po' da insegnamento, di didattica e di divertimento per i bambini. La proposta è stata accettata molto volentieri. Allora abbiamo pensato di coinvolgere non solo cioè una quantità, sono circa 15 enti che si occupano di disabilità nel territorio padovano. Non so, c'è la Lega del Filo d'Oro, c'è l'Istituto Configliacchi, il WILDM, cioè disabilità di tutti i tipi, perché disabilità uno vede solo magari quello che è la persona che è in carrozzina, ma non pensa magari a disabilità di tipo cognitivo, psichico, l'autistico, il cieco, eccetera, no? La cosa poi si è ingigantita coinvolgendo anche le scuole elementari. L'idea cioè è stata quella, quindi l'assessorato alla scuola del comune, è stata quella di creare un parco che fosse un parco di tutti, cioè quindi progettato da tutti e usufruito da tutti. Persone con disabilità e persone senza disabilità che potessero interagire nella maniera più semplice possibile, anziché quindi tutta l'idea ha sviluppato, ogni scuola ha avuto oltretutto c'è stata anche la scuola elementare di Roncaglia con la seconda B e seconda C, che addirittura hanno fatto un sito
sviluppando questo parco, hanno iniziato insegnando ai bambini, andando nel parco di fronte a usare, non so, una benda davanti agli occhi per capire quali potevano essere le problematiche di un bambino che non ci vedeva, oppure spingendo un altro sul triciclo per capire altre situazioni, eccetera. Ecco, dopo, quindi ogni ente e anche ogni scuola ha fatto una sua proposta progettuale, chiaramente con una certa guidata in un certo modo, in modo che abbiamo dato il perimetro del parco, le varie posizioni dove mettevamo determinate cose, e tutti hanno sviluppato delle cose molto, molto interessanti. Mi viene a mente una cosa interessante di un bambino che ha detto: ma c'è una zona di parco che era chiamata Corsa Libera, e un bambino ha detto: ma un bambino che non ci vede, come fa a fare la corsa libera? E deve sempre essere accompagnato per mano da un altro. Allora, memori di questo, ci siamo, diciamo, inventati una corsa guidata tra due file di siepi di larghezza adeguata al fatto che il bambino correndo e toccando la siepe capisse che si doveva raddrizzare nella corsa, e con dei traguardi, delle partenze dei traguardi che il bambino poteva sentire, e allora sapeva che sa che deve fermarsi, perché ad esempio sono delle frange di tessuto. Quando viene colpito da queste frange sa che qualcuno glielo dice prima, e dopo sa che deve fermarsi. E quindi qui già ecco una cosa per cui abbiamo dato a un bambino non vedente la possibilità di sfogarsi anche lui in una corsa autonoma e sviluppare la sua autonomia, insomma. Certo. Poi molta attenzione è stata data anche ai rapporti adulti, bambini, o anziani, bambini, cioè che trovassero dei luoghi in cui potessero entrambi fare delle cose interessanti, anziché il solito nonno che si siede in panchina e guarda il bambino giocare, anche il nonno gioca e interagisce. Si interagisce. Cioè è stata tutta una cosa molto, io devo sinceramente ho imparato moltissimo, perché anche da questi enti si impara molto, perché magari non ci si rende conto di certe difficoltà. E invece un'altra cosa che ho imparato, ad esempio, i giochi a molla che sono in tutti i parchi, per un bambino autistico sono micidiali, perché non lo toglie più nessuno. Invece se è un gioco a molla doppio, dove lui sale con un altro bambino che non ha autismo, quando il bambino si ferma anche l'autistico, perché tende a imitare sempre quello che fa un altro, tende a guardare senza farsi vedere, ma guarda quello che fa un'altra persona. Ecco, quindi analizzate tutte le varie necessità di ogni ente, e si è cercato di fare anche con i materiali, con la distribuzione, con i giochi, ma senza usare i giochi come fulcro del parco, ecco. Di fare questa cosa il più possibile inclusiva. Certo. E chiaramente l'inclusività non potrà essere al 100% in ogni angolo, ma si è cercato di dare questa impronta. Ma nella nostra piccola esperienza mia personale amministrativa mi è capitato, no, di installare ancora qualche anno fa, e anche con un po' di orgoglio per essere tra i primi, un'altalena per ragazzi disabili motori, no? Però subito... Quella che c'è a Parco Vita, no? Esatto, sì. Subito una certa emozione, no? Così la racconto anche agli altri ospiti, perché alcuni bimbi, una mamma che piangeva perché la propria figlia non era mai salita in un'altalena per motivi, e quindi ho visto proprio un'emozione fortissima di questa mamma. Come poi più tardi è salita una signora anziana con la propria carrozzina, che ovviamente non ci saliva da tantissimi anni, anche qui una particolare emozione. Ma, e qui vorrei anche così un aiuto, ci siamo poi resi conto che però c'era un difetto notevole, che questa giostra è proprio scritto è divieto di utilizzo da parte di coloro i quali non sono disabili, no? Perché ovviamente oscillando troppo questa rischia di rompersi, no?
Allora a questo punto siamo andati un po' in sofferenza, no? Nel senso di dire abbiamo fatto una cosa giusta o meno, nel senso che non era, tra virgolette, inclusiva, cioè non permetteva un utilizzo come la molla che hai appena raccontato, no? Non permetteva un utilizzo di entrambi senza distinzioni. E questa cosa ci ha fatto riflettere come amministratori, in questo caso nel mio ruolo, per stare attenti di invece usare, e adesso veramente ho visto gli nuovi Depliant delle case, adesso parlo delle giostrine, no? Ma questo tema poi si potrebbe trattare in tanti altri ambiti, dove invece ti fa vedere la giostra che può essere utilizzata indipendentemente dalla situazione, insomma. E questa cosa ci ha fatto crescere anche, parlo per me, mi ha fatto crescere e capire effettivamente anche un'attenzione diversa, e qui probabilmente è già un ridisegnare, no, il futuro in maniera diversa, su alcune attenzioni particolari. No, infatti quel tipo di giostra lì sono molto criticati, anche perché si fa rischio di farsi male, cioè non è il primo bambino che mette una gamba sotto all'oscillazione e si fa male, e quindi adesso credo che addirittura le eliminano cioè, in ogni caso va sempre, bisogna sempre essere lì presenti e stare attenti non solo al bambino sopra, ma anche agli altri, cosa che non è facile. Certo. Certo. Noi ad esempio abbiamo optato per si chiama un divanetto oscillante, dove si può entrare anche con la carrozzina, e quindi il bambino diciamo senza disabilità e il bambino con la disabilità motoria possono stare assieme. Certo. Grazie intanto di questa panoramica. Consuelo, sei collegata perché abbiamo avuto un problemino, vero, sul collegamento? Eccoti qua. Sì, grazie, ho avuto intanto. un problema, grazie a voi. Tranquilla. Ecco, e buonasera a tutti. Grazie. L'audio si sente bene. Perfetto. L'audio noi ti Voi sentiamo bene. Io ce l'ho disturbatissimo. Perfetto, va bene. Ok. Però allora io ti faccio una domanda precisa e diretta, così parlo poco e parli tu. Che cos'è un diversity management? Perché abbiamo difficoltà a comprendere, qualcuno mi ha chiesto proprio nei commenti che cos'è questa figura, qual è la tua figura all'interno di un'azienda? Cosa faccio, insomma, di cosa mi occupo? Certo. Allora, io ricopro il ruolo in azienda, in IBM, di Diversity Engagement Partner. Questa espressione così, che all'inizio non capivo nemmeno io bene che cosa volessi dire. Poi naturalmente l'ho capita con l'esperienza. Ora mi chiamo così, in azienda il ruolo è stato di Diversity Leader, Diversity Manager, comunque il ruolo di chi si occupa della diversità in azienda. Per diversità intendo diversità e tutte le diversità in senso lato, tanto è vero che non mi occupo esclusivamente di persone con disabilità, anche se indubbiamente per expertise e anche perché sono una persona con disabilità, sono non vedente, ho un focus particolare, ma dal momento che la diversity management fa proprio parte della strategia aziendale, mi occupo di tutte le tematiche che l'azienda intende portare avanti, e vale a dire il gender, le donne, gli orientamenti affettivi sessuali, il generational, la multiculturalità, tutto quello che va sotto il cappello di pratiche di work and life balance, e naturalmente le persone con disabilità. L'obiettivo di un diversity manager, leader, diversity engagement partner, ecco, è quello di creare cultura della diversità all'interno, sicuramente in azienda, ma anche all'esterno, creando quindi dei link, sviluppando un network con le altre aziende, piuttosto che istituzioni, università, associazioni, per diffondere appunto il seme della diversità come parte integrante di un sistema.
noi parliamo di parte integrante di un sistema, ma a dire la verità non dovremmo parlare neanche di questo. Ma al momento, e siamo qui appunto per parlarne, è d'obbligo parlare di diversity management, disability management. In un mondo ideale, auspichiamo, non ne dovremmo più parlare, perché la diversità sarà inclusa nella totalità e non ci saranno più le cosiddette differenze, che tanto diversi siamo tutti diversi, quindi il panorama dovrà essere unificato nella diversità. Ripeto, è bene oggi parlarne, è bene che se ne parli sempre di più, soprattutto in questi ultimi anni, no? Rispetto a negli ultimi 10 anni, forse anche meno, ne parliamo in maniera così diffusa, ne parliamo proprio sul piano culturale, cosa che diciamo in altri paesi, tipo gli Stati Uniti sicuramente è stato adottato prima come concetto, noi arriviamo sempre dopo, lo sappiamo, però ben venga che sicuramente siamo qui a parlarne. Quindi nello specifico cosa faccio? Creo eventi, organizzo eventi, organizzo formazione sul tema appunto del diversity management. Eventi che sono di tipologie diverse, più teorici, ma sicuramente ho visto che gli eventi, passatemi il termine, pratici, tocco con mano, sono quelli più incisivi, che rimangono sicuramente molto di più e che hanno un maggiore effetto e che fanno comprendere molto di più le situazioni. Posso fare un paio di esempi, giusto per dare certo, voce a questo che ho detto proprio in azienda, sì. anche perché sono state esperienze. Prego? Sì, grazie, perché gli esempi poi sono più utili Okay. per comprendere proprio. Assolutamente, guarda, ma esempi molto semplici, però ti dico che portare certe esperienze in azienda non è semplice. L'azienda ha delle regole, ha dei processi, ha tutta una serie di meccanismi, poi più sono grandi e più sono complicate. Figurati, in una multinazionale le cose da gestire sono tante, mettere insieme tutti i vari pezzettini non è semplice. Quindi, quando ho proposto in occasione della giornata internazionale della disabilità, un anno, il pranzo al buio, ora conoscete, sono ormai note le cene al buio, no? In cui i camerieri non vedenti servono i commensali totalmente al buio per avere un'esperienza che la persona che non vede vive quotidianamente, pranzo, cena, colazione. Ovviamente potevo allestire un pranzo in azienda, in quanto la cena non si sarebbe fermato nessuno, e questo, diciamo, è stato percepito come, no, nelle parole esatte, e tu sei matta a organizzare una cosa così in azienda. Non è mai stata fatta. Vabbè, ci ho provato e dopo un quarto d'ora ho dovuto chiudere l'evento per le innumerevoli iscrizioni che ricevevo e naturalmente i posti erano limitati, cioè avevo un centinaio di posti a disposizione, non migliaia di posti. L'evento è riuscito molto, molto bene e devo dire che questo ha lasciato un segno, come l'organizzazione quando ho organizzato il Se vuoi puoi, quindi sperimenta la disabilità, diversi tipi di disabilità, quindi simuliamo la condizione di una persona che non vede piuttosto che della persona sorda o della persona in carrozzina, e quindi le barriere, da quelle architettoniche a quelle digitali a quelle culturali, naturalmente, che riguardano tutti, che le persone, manager compresi, potevano provare in queste situazioni. Poi alla fine in ambito aziendale sono i manager che devono comprendere che la persona con disabilità ha delle potenzialità, sicuramente anche dei bisogni che non mi piace definire assolutamente bisogni speciali, perché sono bisogni di tutti. Le soluzioni da trovare sono sicuramente diverse,
ma delle potenzialità ci sono, delle risorse ci sono, e devono essere anche messe a disposizione dell'azienda. Questo per far felici tutti, indubbiamente la persona da una parte e l'azienda dall'altra, perché ha una risorsa produttiva. Se parliamo Certo. di azienda non stiamo parlando di una onlus. Quindi nella mia esperienza, io ricopro questo ruolo dal 2016, in precedenza mi sono occupata prettamente di accessibilità, di soluzioni che IBM chiaramente portava sul mercato. Quindi se c'è una cosa che ho capito benissimo in questi anni, in questo periodo, è che i mezzi più incisivi sono questi. Ovviamente stiamo vivendo un momento particolare, diciamo, storico, e quindi anche molto limitante nell'organizzare eventi di questo tipo. Quindi tutto ciò che stiamo pensando sono webinar, eventi online, sperando che nei prossimi mesi la situazione si possa un po' più sbloccare, così non ritornare alla normalità. Grazie, lo speriamo. Per il momento non credo, insomma. Grazie molte. Grazie a te. E il nostro ospite Guido, insomma il tuo nome non hai bisogno di presentazioni, però secondo me, insomma, se qualcuno... No, io credo proprio di sì, invece. Allora, se ci racconti la tua storia, grazie molte. Cos'è accaduto nella tua storia, nella tua vita? Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, grazie Enrico per questo invito e un caro saluto davvero a tutti. Sono molto felice di essere, insomma, di partecipare a questo incontro. Allora, io in realtà provo a essere breve. Io nasco come ingegnere, quindi sono un collega del signor Giuseppe, ma io sono un ingegnere informatico. Anzi, mi fa molto piacere sapere che c'è anche l'IBM, nel senso che c'è quel suo elo, perché io nasco proprio come un esperto di un prodotto dell'IBM, che è il Lotus Notes, non so se te lo ricordi, Consuelo. Ecco, insomma, sono nato e quindi sono venuto... Sì, no, lo ricordo, lo uso. Ecco, sì, appunto, perché... e quindi sono venuto molto spesso in IBM come ingegnere. Poi la mia vita, allora il mio grande sogno poi è sempre stato quello di fare lo scrittore, l'attore, insomma un po' più una parte artistica rispetto all'ingegnere che sono, e a un certo punto della mia vita, della nostra vita, c'è successo che è arrivata Anna, la nostra terza figlia, perché noi abbiamo 3 figlie femmine, io a casa ho tutte femmine, insomma, anche il cane e il gatto sono femmine. Auguri! Grazie, tanto per farvi capire come sono messo a casa. E praticamente Anna aveva e ha una particolarità, questo cromosoma in più che tanto spaventa le nostre normocertezze, come dico sempre, cioè la sindrome di Down. Ecco, il nostro incontro con Anna, ma ancora prima con la sindrome di Down, in qualche modo ha scardinato alcune mie, diciamo, convinzioni anche. Quindi a proposito di disabilità, io mi sono sempre sentito come posso dire un cintura nera di disabilità, perché ho sempre fatto il volontario in case che ospitano persone con disabilità. Ho tantissimi amici con le disabilità più diverse. Io sottolineo sempre disabilità esplicite, perché poi appunto ci sono disabilità nascoste che ci riguardano tutti. E quando ci hanno annunciato la sindrome di Down di Anna, io sono andato un po' in panico, nel senso ho avuto una grande paura. Daniela invece, all'esito della bilocentesi, mia moglie, ha fatto una domanda che è stata veramente per me illuminante, e ha chiesto alla dottoressa: sì, scusi, ma nel momento in cui la dottoressa ha annunciato la trisomia 21, mia moglie ha chiesto: scusi, ma è un maschio o una femmina? E la dottoressa, insomma, un po' come per dire, cioè, questa signora non ha capito bene cosa sta succedendo, gli ha detto: guardi che la trisomia 21 è la sindrome di Down. E Daniela ha risposto: so benissimo cos'è, ma volevo sapere se è un maschio o una femmina. Ecco, quel momento dove io mi stavo occupando di cosa stava succedendo, mentre Daniela, con quella domanda che solo le donne possono fare, appunto si stava occupando di chi stava arrivando, e successivamente poi l'incontro fisico con Anna, mi ha cambiato ovviamente
il modo di guardare a tutte le persone, cioè il modo di guardare anche alla disabilità. Io dico sempre che la sindrome di Down è una brutta notizia, no? Ma chi si nasconde dietro a sindrome di Down o a qualsiasi disabilità, invece quella è una bella e una buona notizia, e avviene tutto con l'incontro. Ecco, questo mio errore e questo mio incontro, diciamo, che poi è esploso in migliaia di altri incontri, ecco, ho voluto raccontarlo in qualche modo in maniera in maniera un po' diversa. Allora qui ho tirato fuori il mio sogno di attore, di scrittore, di creativo, eccetera. Ho aperto una pagina Facebook nel 2015, Buone notizie secondo Anna, dove abbiamo iniziato a raccontare in maniera un po', insomma, anche diversa le buone notizie che ci porta Anna, ecco, che ci porta tuttora Anna, e da lì poi è nato un libro che si chiama Anna che sorride alla pioggia, e questo libro ho voluto presentarlo, e ho chiuso poi, ho voluto presentarlo con uno spettacolo, quindi mettendo insieme appunto anche questo mio desiderio di fare l'attore, che sto portando da 3 anni a questa parte ormai in giro per l'Italia, per raccontare appunto la bellezza anche della nostra diversità. Diciamo, Consuelo, nella tua presentazione, cioè in quello che hai detto te prima, hai sottolineato che appunto siamo tutti diversi, che sembra una cosa molto banale, ma spesso ce ne dimentichiamo. E soprattutto un'altra cosa che mi è piaciuta molto, ma a questo punto ci contattiamo perché vorrei incontrarti anche. Volentieri. Il discorso dei bisogni speciali, no? Che molto spesso, e torno anche al primo intervento di Giuseppe, e anche la sottolineatura tua, Enrico, dell'errore di aver fatto una giostra esclusivamente per le persone con disabilità, no? Ecco, in realtà io dico benedetti questi errori, perché ci fanno accorgere poi, no, che si può evolvere anche nei tentativi di inclusione. Cioè, la frase che ha detto Consuelo prima, cioè che ok, ci sono bisogni speciali, ma prima ancora di questi ci sono bisogni umani, cioè che abbiamo tutti, e quindi ecco, non dobbiamo mai dimenticare in tutti i nostri progetti, in tutte le nostre azioni, in tutte le nostre, insomma, i nostri pensieri riguardo all'inclusione, non dobbiamo mai dimenticare che i bisogni primari sono i bisogni umani, e quindi sono bisogni di incontro, di affetto, di scuola, di appartenenza, ecco, che non sono assolutamente bisogni speciali, ma casomai tutti gli altri interventi, appunto, che etichettiamo spesso con l'inclusione, devono proprio, insomma, nell'esperienza di tutti, farci ritrovare, è quello che sto provando a fare con la mia narrazione, anche un po' comica a volte, un po', insomma, fuori dalle righe, ma farci ritrovare il denominatore comune che ci unisce tutti, insomma, no? Istintivamente siamo molto più, come posso dire, attenti a sottolineare la diversità, dimenticandoci poi che magari abbiamo proprio nelle diversità molte cose in comune. Ecco, l'arrivo di questa piccola Anna con gli occhi a mandorla, insomma, mi ha un po' scatenato questo desiderio di comunicare, di incontrare. Da quando è uscito il libro, insomma, ho fatto più di 350 incontri in tutta Italia. Incontri vuol dire spettacoli, e la cosa che mi sta veramente entusiasmando, adesso appunto si è un po' bloccato e andiamo live per appunto questo maledetto virus, ma la cosa che mi sta veramente, insomma, arricchendo e dando una gioia incredibile è che gli incontri sono assolutamente trasversali, quindi sto incontrando tantissime scuole, università, aziende anche, sono stato in banche, assicurazioni, telefonia, a questo punto verrò anche in IBM, perché così, insomma, completo il mio curriculum. Organizziamo, certo. Ma questo per dire, è per dire che da chi studia
un modo per creare un parco che sia alla portata di tutti. Per chi appunto come Ruggero si occupa poi del Paralimpico, mi sembra di aver capito, da chi come Enrico nella politica, insomma, ecco, veramente sto riscoprendo questo denominatore comune che abbiamo tutti, che sembra una banalità dirlo, ma invece è di una potenza, di una potenzialità che mi piace molto, ecco. Scusa, approfitto Guido, cosa pensa Anna di questo papà che gira l'Italia per fare... Cosa pensa? Allora, questa è una domanda che mi fanno spesso, anche e soprattutto per il fatto che insomma Anna è piccola, ha 6 anni adesso, e quindi non vedo l'ora che, poi posso dire, che esprima anche lei in maniera insomma consapevole che cosa pensa di tutta questa cosa, perché potrebbe succedere che a un certo punto mi dica: papà, guarda che io non voglio niente di questa cosa, e quindi insomma fermati nelle tue idee stravaganti. Però invece per il momento spesso, anzi non spesso, qualche volta mi accompagna sul palco e è molto felice di questo, insomma. Certo. Io vi stavo ascoltando e mi rendo conto che forse oggi il titolo di questo nostro, non tanto dell'evento di oggi, ma un po' i dialoghi, dovrebbe essere cambiato, perché noi li chiamiamo dialoghi per ridisegnare il futuro, ma voi è un pezzetto che lo state disegnando il futuro, cioè voi state già disegnando, e questa cosa è commovente, no? Perché lo dico anche da uomo, da amministratore, a volte è come se noi vivessimo in una linea e ogni tanto dovessimo deviare strada perché qualcuno ti ricorda che c'è un'attenzione, come un semaforo, come un paletto che ti dice ricordati anche. Invece questa cosa dovrebbe diventare, come diceva qualcuno di voi, assolutamente naturale. E allora guardo Ruggero, ma per il cappello bianco, ma perché insomma sono anni, no? Allora Ruggero, sei stato anche amministratore comunale, no? L'hai detto prima. Allora in questi anni lo stiamo tutti insieme, un po' per l'aspetto culturale, un po' per l'aspetto legislativo, un po' per l'aspetto... Stiamo disegnando un futuro migliore? È una cosa normale? Potremmo fare molti... So che è una domanda ovvia, ma te la chiedo a te perché insomma credo che sei molto, tu poi sei molto sincero da quello che so, quindi vai dritto. Devo registrare, devo affermare che sicuramente negli ultimi anni è stato fatto un salto culturale notevole in Italia. Ai miei tempi, quando ho avuto io l'incidente 56 anni fa, non era certo così, c'era la vergogna, la paura, non volevo uscire di casa, ma non era solo il sottoscritto che non volevo uscire di casa, ma era un'idea, una cultura un po' generale. Chi aveva un disabile in casa, c'era la vergogna, mi chiedo ancora perché, ma pure era così. Oggi non è più così, fortunatamente, e questo salto io l'ho notato negli ultimi 12-13 anni, ecco, non prima. In questi 12-13 anni non so cosa sia scattato, penso, io dico, ecco, merito di tante persone, anche di quello che stiamo sentendo adesso da Giuseppe e da Guido, dalla Consuelo. Credo che ecco, lo sport paralimpico abbia aiutato molto, ecco, a far allontanare certi pregiudizi, perché con lo sport, si è aperto anche la televisione, finalmente ha dato un po' di spazio nelle ultime, da Londra in poi, e le persone, la cittadinanza si è appassionata a vedere, assistere il gesto anche sportivo anche della disabilità. Ecco, la scuola anche si è aperto molto. Io mi ricordo quando nel 1980 ho costituito assieme degli amici la SPEA Padova, la prima associazione del nord Italia che si occupava di sport paralimpico,
che per 2 o 3 anni eravamo in 6 e in 6 siamo rimasti, ma tenendo duro adesso insomma le cose sono cambiate tantissimo. Ma ricordo che per portare il messaggio a più disabili avevo subito preso contatti con la scuola, che a parole avevo anche risposte positive, ma di fatto non era possibile. Adesso ci sono altri problemi, poi all'epoca non c'era la privacy, che doveva essere anche più semplice per certi aspetti, invece non era così. Adesso, nonostante la privacy, che questo frena molto, non si capisce perché, ma comunque questa è la legge. Ecco, diceva anche Guido prima che fa molti interventi, ecco, nelle scuole per parlare della disabilità, eccetera. Come facciamo noi col mondo paralimpico, con i nostri atleti? Perché i nostri atleti non solo abbiamo avuto grandi risultati, ma credo che il successo sia stato anche per i messaggi che hanno saputo dare. Noi poi nel Veneto, anche se è bolognese, Zanardi, uno per tutti, insomma, abita a Padova, è un personaggio importante, ecco, sappiamo tutti adesso che stiamo vivendo tutti col fiato sospeso, nella speranza che si possa riprendere. Ecco, questi personaggi hanno fatto una grande svolta, ecco, nella disabilità, hanno cambiato la mentalità e la cultura, ecco, nel nostro paese. Mi fermo qui perché vedo che il tempo corre. Posso chiederti, c'è ancora quel dibattito aperto, non so se si è spento, quello del questione paralimpico o paraolimpico? So che mi era stato detto che c'era questo tema, sì, non so se esiste ancora. Certo. Allora, è una cosa che non ho mai digerito, perché poi credo l'abbia raccontata tu, quindi qualche anno fa. Non ho mai digerito perché ci hanno tolto i 5 cerchi che rappresenta i 5 continenti, tanto è vero che il mondo paralimpico ha dovuto creare nell'88 un altro logo che rappresenta il mondo paralimpico. E poi anche la O era nato come paraolimpico, che ancora adesso tantissimi dicono paraolimpico. In realtà si dice adesso la nuova terminologia paralimpico, che è anche un termine riconosciuto dalla Treccani, quindi è entrato nel mondo, quando si parla di sport, non occorre più dire sport disabili, ma basta dire sport paralimpico e sappiamo di cosa si sta parlando. Però poi lo hanno i 5 cerchi, il fatto di tante altre cose, insomma, che ci ha un po' divisi dall'olimpico, sono vari motivi, ma sostanzialmente poi è quello del business, è quello economico, ma forse è meglio anche così, perché così abbiamo più visibilità, perché qualcuno dice: ma perché non si fa Olimpiadi e Paralimpiadi assieme? Se succedesse questo non avremo più visibilità noi. No, questo sono d'accordo, però lascia questo amaro in bocca, questa cosa dei 5 cerchi, del paralimpico, ma noi, hai detto bene, andiamo oltre e abbiamo visto i risultati l'ultima volta, sono stati strepitosi e belli veramente. Anche, devo dire che forse anche i mass media hanno dato maggiore visibilità e questo ha portato dei benefici. Ho visto anche nei ragazzi, nelle scuole, c'è stato veramente un passaggio nelle ultime Paralimpiadi. C'è molto, molto interesse. Prova ne sia che le statistiche dicono che in televisione è più visto le Paralimpiadi delle Olimpiadi. Invece nelle Paralimpiadi la presenza, nelle ultime 3-4 Paralimpiadi gli stadi sono pieni. Se prima andavano solo gli studenti gratuitamente, oggi c'è il mondo, ma a pagamento, come lo è nelle Olimpiadi. Quindi questa la dice lunga, insomma, nel cambiamento
e nella mentalità della cittadinanza. Certo. E Consuelo, ci sono dei commenti, così cominciamo. Sì. Ancora un'amministrazione, chiede Ale Babetto, anche un'amministrazione comunale, provinciale o regionale può avere al pari delle aziende un diversity manager? Assolutamente sì, la figura nasce proprio lì. E la figura del disability manager nasce proprio nella pubblica amministrazione, da un libro bianco nel 2009 tra il comune di Parma e il Ministero del Welfare, della salute e del welfare. Molte amministrazioni che l'hanno adottato, purtroppo rileviamo ancora una situazione molto a macchia di leopardo in Italia. Questa figura non è nuova al nord Europa, agli Stati Uniti, dagli anni '80. Noi ne parliamo appunto qualche anno dopo, come tutto il resto, come ho già detto. Il punto è che questa figura deve essere istituzionalizzata, non deve essere lasciata alla sensibilità, al buon cuore dell'amministrazione, ma deve avere un ruolo preciso e nella pubblica amministrazione deve essere riconosciuta e in azienda, anche in azienda è associato come ruolo all'HR, a qualcuno che si occupa di un qualcosa d'altro nella gestione del personale. Ora, l'unicum del mio ruolo in questo caso è che è preciso, è un ruolo preciso ad hoc in IBM. Io mi occupo solo di diversity e inclusion, mi occupo di paghe, non mi occupo di altri aspetti della gestione del personale. Certo. e nemmeno propriamente di recruiting. La funzione quindi è specifica, questo per sottolineare l'importanza del ruolo. Purtroppo non avviene così. Le realtà, come ho detto, sono veramente sporadiche, quelle che hanno un diversity manager ad hoc o tanto più un disability manager che ho citato, perché quando parliamo di diversity manager intendo tutte le tematiche che ho esplicitato prima. E il disability manager si occupa esclusivamente della persona con disabilità e del rapporto della persona con disabilità e l'azienda privata o pubblica che sia, naturalmente, no? Certo. Ha la funzione di essere un negoziatore, anche un... Prego? Sì, scusa, ti ho interrotto perché c'era un altro commento su di te che dice guarda, scusami tanto, sì. Se ho... Perché... Dice questo commento di Pasqualina. Mi scuso perché ho un audio veramente pessimo. Ok. Scusate se intervengo, non mi piace molto questa parola disability manager. Tutto sommato col tempo dovrà chiamarsi ability manager, cioè non diversifichiamo più, cioè dobbiamo considerare tutti capaci, ognuno per le sue capacità, e aiutarli a fare le sue funzioni. Certo, è vero, una trasformazione. Una cosa filosofica. No, assolutamente. Poi sulla disquisizione sul nome si parlava prima di paralimpico e paralimpico. Sì, allora possiamo parlare anche di persona con disabilità, diversamente abile, che è veramente un termine che non lasciamo, normodotato, cioè tutte queste sì, sono tutte terminologie, che sono cambiate. Certo. Per fortuna. Consuelo... Non ancora totalmente, anche se c'è una convenzione ONU che parla molto chiaro. Scusami, dimmi pure. C'è un altro commento. Apprezzo tanto quanto ha illustrato la signora Consuelo. Mi auguro che le iniziative che lei ha verificato e vorrà proporre possa creare una cultura tra i nostri imprenditori per accogliere tra i propri dipendenti tante persone affette da diverse disabilità che si trovano iscritte da anni
nelle liste speciali per un collocamento al lavoro. E questo è un altro tema, sì, che conosciamo bene, che conoscono le famiglie, che conoscono gli imprenditori, che conoscono le amministrazioni comunali, e credo che qui si apre un altro grande tema che conosciamo tutti, certo. Certo, infatti. Giuseppe, approfitto, visto che avevi preso la parola, ma oltre al parco inclusivo, città inclusiva, no? A me hanno fatto fare un'esperienza che mi è stata utilissima, la racconto come l'evento di Consuelo. A me hanno, da sindaco, una delle prime esperienze è stata farmi sedere su una carrozzina, e mi hanno detto: ok, adesso dal municipio vai al Parco Vite, che è il nostro parco gestito dall'associazione dei ragazzi, insomma, diversamente abili del nostro paese. E io ho fatto delle azioni che mi sembravano facilissime, perché dico, qua c'è l'abbattimento della barriera architettonica, lì c'è... E cosa mi sono incrociato? Vi racconto tre semplici barriere. La prima è la diversità se usi la carrozzina elettrica rispetto a quella manuale. Anche il semplice 2 centimetri, se non è ben realizzato, quei 2 centimetri ti provocano un problema veramente notevole. Il secondo, la griglia degli alberi, no? C'è il marciapiede, c'è l'albero, realizzi la griglia di drenaggio, quindi si interrompe l'asfalto, parte la griglia, poi di nuovo l'asfalto. Bene, quella griglia per me è diventata, per la ruota anteriore più piccola, una vera e propria barriera, perché mi andavo ad incastrare nella griglia. Il terzo, sono in statale, sto attraversando la statale, c'è la schiena d'asino, e a un certo punto prendo, tra virgolette, velocità, e la cosa bella che un signore, finché facevamo erano anche delle riprese televisive, cosa accade? Che parcheggiano la macchina sulle strisce pedonali, aperta e chiusa parentesi, e scendendo dalla metà strada per arrivare, insomma, al marciapiede, perdo il controllo e vado a sbattere addosso alla macchina di questo che aveva parcheggiato per andarsi a prendere le sigarette. Ovviamente non ha fiatato, perché c'erano anche i vigili, avrebbe preso dalle 2 alle 3 multe viste le situazioni. Ma è stato una piccola, grande, per quanto mi riguarda, esperienza, però mi rendo conto, lo diceva bene Consuelo sul suo evento di far la cena al buio, che solo provando a volte, ma lo dico con estrema forse ignoranza, ecco, e solo provando a volte ti rendi conto di quanti siano le vicende quotidiane. Ecco, oltre al parco inclusivo, no, veramente dovremmo sforzarci in una città inclusiva, no? Sì, infatti, perché tu parlavi più di accessibilità. No, ci sono tante leggi, ci sono delle leggi che governano anche la progettazione sull'accessibilità, tipo il gradino non può essere più alto di 2,5 centimetri, eccetera, eccetera. Però ecco, non bisogna accontentarsi di questo, perché effettivamente anche una persona che spinge un anziano in carrozzina, quando incontra i 2 centimetri di gradino, ha dei grossi problemi se non ha un certo fisico. Ma dico non solo, cioè anche, io dico inclusività anche, non so, l'anziano che può camminare poco, per andare, non so, dalla Coop di Roncaglia, per dire, al parco è una strada molto lunga per lui. Se avesse delle sedute intermedie per potersi riposare, potrebbe dire adesso vado al parco, cioè cosa che invece non si sogna di fare, perché non riesce a fare tutto il tragitto. Cioè, l'inclusività riguarda anche tutti noi di un'età, di qualsiasi età, facilitare non solo nella deambulazione, ma anche psicologicamente uno si sente libero di poter fare 1 chilometro, perché sa che può fermarsi, e diventa molto più forte, molto più... Ecco, un esempio... quello che dice è interessante, perché c'è il tema, no, del famoso PEBA, no, il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche dei comuni, ma quello che dice è ancora un passo avanti, perché oltre all'eliminazione delle barriere architettoniche c'è proprio l'attenzione all'inclusività. Non costa mica tanto in più. Infatti io ho collaborato un po' anche col PEBA di Padova, e
ecco, il PEBA riguarda l'accessibilità, non va più in là, tanto che ho proposto, guardate un po' più magari l'inclusività, che basta poco, piccole cose in più, ma che cambiano la vita a certe persone. Certo. Emi Ravazzolo ci scrive: il giorno in cui smetteremo di parlare di disabilità e ci racconteremo le diverse abilità, il giorno in cui smetteremo di meravigliarci di fronte all'abbattimento delle diverse barriere, sarà il giorno in cui saremo davvero una società civile che si accorge della sua reale ricchezza. E questo, chi ha avuto modo di confrontarci o di in qualche modo scambiare qualche situazione anche personale, subito ha vissuto questa ricchezza, che riporta Antonella Panizzolo, che dice: gli studenti diversamente abili sono una grande risorsa. E a tal proposito chiede, quindi approfitto di te Guido, perché prima quando hai detto che Anna compie, cioè ha 6 anni, non so, va in prima elementare quest'anno? Allora, in realtà dovrebbe andare in prima elementare a settembre, ammesso che partano queste benedette scuole, che io insomma, è uno dei miei primi pensieri quando mi sveglio alla mattina, la nostra benedetta e indispensabile scuola. E in realtà l'hanno bocciata e quindi farà un altro anno di scuola dell'infanzia e siamo contenti di questo, siamo contenti che così ha un altro anno per consolidare un po' le sue competenze e partire poi con quell'avventura della scuola elementare. Però effettivamente il tema scuola che Antonella... Sì, bravo, bravissimo. Ecco, leggi tu il commento di Antonella Panazzoli. Sì, Antonella dice che lei è un'insegnante, è una docente, insegna alle medie, sia alle medie che alle superiori, e ritiene che sia necessaria una maggiore sensibilizzazione anche fra il corpo docenti. Ecco, è sicuramente vero questo, e io credo che sia necessario proprio, come posso dire, creare situazioni di incontro, perché giustamente prima si faceva riferimento alla cena al buio, tu dicevi sedersi sulla carrozzella, cioè praticamente riprendere quel sano allenamento che non ha a che fare solo con la disabilità, ma proprio con il nostro essere umani, cioè di mettersi nei panni delle altre persone e di incontrarsi, che ripeto anche ancora una volta, che sembra una cosa molto banale, ma che insomma in qualche modo spesso, quando la diversità che percepiamo è fuori dai nostri radar o da quello, o dalla nostra confidenza, ecco, rinunciamo a molti incontri semplicemente perché non siamo allenati anche, ecco, a rimanere in quelle zone a volte di imbarazzo, no? Quando ci si incontra una disabilità, non si sa cosa dire, non si sa cosa fare, non si sa, ecco. L'obiettivo mio, e anche nella mia narrazione un po' leggera, insomma ironica, è proprio quello di rendere quella zona di imbarazzo un po' più accogliente, in modo da moltiplicare le nostre occasioni di incontro, perché veramente l'incontro fa tutta la differenza del mondo. E quindi anche l'invito a tutti nei propri lavori, negli ambiti dove siamo, di non rinunciare poi all'incontro, quello dove la parte più potente che possiamo condividere è la nostra parte più fragile, più diversa, disabile, chiamiamola come vogliamo, insomma. Certo. Siamo alla fine, siamo prima di una carrellata finale a tutti, così per un augurio, qualcosa che ci fate e che fate insomma a chi ci sta guardando e a chi ci guarderà. Chiedo, Guido, hai pubblicato un altro libro nel 2019, se non sbaglio? Sì, ho pubblicato un altro libro che è questo, se posso farlo vedere, che è Come stelle portate dal vento, che è praticamente una narrazione di alcuni, è un mosaico di alcuni degli incontri che ho avuto in questi tre anni di viaggio in giro per l'Italia, dove appunto ancora una volta la nostra parte più fragile diventa in un qualche modo una potenza, una potenzialità che abbiamo tutti per fare la cosa che ci contraddistingue proprio come umanità, che è quello di incontrarci, ecco.
Certo. Beh, guarda, questa sera proprio ci avete fatto un regalo, perché è proprio un incontro, no? E credo che adesso noi siamo qui, siamo in 5, ma ce ne sono tanti altri che ci stanno guardando, che ci ascolteranno, ed è un incontro in maniera diversa, alternativa, ma è utile, credo, ad ognuno di noi. Paola che racconta un'esperienza, sì, la volevo dire proprio chiedendo a voi anche con il vostro saluto, di darci anche un insegnamento, una buona prassi, una cosa da fare nella quotidianità, perché in qualche modo per ridisegnare un futuro migliore. Paola dice una cosa semplice che accade tutti i giorni, ma che a noi amministratori fa arrabbiare: no? Facciamo il marciapiede nuovo per abbattere le barriere architettoniche, un quarto d'ora dopo che va via l'azienda, la ditta che ha fatto il lavoro, c'è subito la macchina parcheggiata con le due ruote sopra, che ti obbliga poi, quindi con la carrozzina, ma semplicemente col passeggino, ad andare poi in statale, in strada, no? E questo veramente è un problema forte dal punto di vista culturale. C'è il marciapiede, c'è la strada è fatta per i piedi, per le carrozzine, e il marciapiede è fatto per questo. È una cosa così elementare che proprio si perde. Marta, leggo anche qualche altro prima di lasciargli il parola per il saluto. C'è anche la disabilità che non si vede, la salute mentale. Beh, qui potremmo fare un altro incontro probabilmente. Spero che una cultura inclusiva si diffonda e si coltivano sane relazioni, che è quello che diceva un attimo fa Guido. Dennis, io penso manca una formazione, una conoscenza vera. Il fatto, occhi diversi, la cosa veramente, altri che provano a essere l'opposto, sentirsi cosa vuol dire di essere speciale. Io penso Padova e altre città manca quella conoscenza vera, sentirsi ricchezza e sentire energia vera. Ciao a tutti e anche a Guido, grande amico. Ecco, io ringrazio anche questi commenti, perché confermano insomma che il dialogo di oggi è stato fruttuoso. Vi chiedo ad ognuno una carrellata proprio di 1 minuto per mantenere l'impegno dell'ora. Ad ognuno una buona prassi, un suggerimento, un consiglio, un abbraccio. A ognuno di voi che insomma siete persone preziose per le nostre comunità. Giro così in ordine, Consuelo, parti tu che sei la donna del gruppo. Un augurio, un auspicio. Sì. Che non ne dovremo più parlare, e quindi l'obiettivo sarà raggiunto. Sicuramente la questione, l'abbiamo sottolineato più volte, è culturale, legata sicuramente alla formazione, all'educazione, ma soprattutto al rispetto dell'altro. Grazie. Giuseppe. Ma io potrei dare un consiglio a quelli che fanno la mia professione di progettare o pensare con grande umiltà, cioè non pensando di essere gli unici depositari di capacità progettuali, ma dovremmo essere gli unici che sanno capire, interpretare e realizzare le necessità di tutti, perché tutti si trovino bene nella stessa maniera, nello stesso posto. Una cosa. Grazie. No, utile, perché vedi, a ognuno la propria prospettiva. Ruggero. Bene. 2 o 3 cose volevo dire. Ero un po' curioso di sapere dove abitano, ecco, Guido, Giuseppe, Consuelo, se sono padovani oppure di quale parte del mondo abitano. E poi, che dire, volevo, visto che abbiamo 2 ingegneri, di sottolineare il discorso della pericolosità, delle difficoltà dei 2 centimetri e mezzo, perché non solo creano grandi difficoltà, ma sono anche pericolosi per quelli che sono in piedi. È meglio un gradino alto 15 che si vede, piuttosto che i 2 centimetri che magari un anziano, una persona poco attenta, si può ribaltare e inciampare. La carrozzina è tremenda. Se non te ne accorgi, cadi in avanti, come ho fatto in questi 56 anni più di una volta. È importante che sia 0, i 2 centimetri sono pericolosi. Diciamo che il mezzo centimetro potrebbe essere anche tollerato, ma già il mezzo centimetro è davvero pericoloso. Poi chiudo,
mi complimento ancora con Enrico, che non so ancora se sei ancora assessore, perché non ti hai lavori pubblici, quindi adesso... ecco. I 2 centimetri di roba tua, allora. Esatto. Quindi i 2 centimetri sono davvero molti stare attenti, ma è che nessuno, ingegneri e architetti compresi, non fanno attenzione, perché tanto la legge lo permette. È pericoloso. Ma scusa, vorrei dare una mano all'assessore ai lavori pubblici. Anche quelli che costruiscono le carrozzine devono fare le ruote anteriori un po' più grandi, che allora ci sarebbe meno problema. Questa era per Ruggero, questa allora? No, ma sì, per dire, i 2 centimetri e mezzo diventano insignificanti se uno ha una ruota da 20 centimetri davanti, no? Diventano molto significativi se è una ruota da 10, insomma. Perché, ma è anche vero che chi è in carrozzina, soprattutto i giovani, vogliono fare anche i fighetti, no? Presentarsi in maniera anche con la carrozzina dell'ultimo video, e una ruota da 200 ballon come si usava una volta non va più bene, perché la carrozzina è troppo grande, perché è brutta, perché tante cose. E allora la cosa possibile, io credo che bisogna formare anche qua la cultura di tutto a zero e non di permettere i 2 centimetri. Ma volevo, ecco, con Ponte San Nicolò devo a questo comune, non solo perché adesso c'è Enrico, ma anche le amministrazioni passate hanno sempre avuto molta sensibilità e attenzione per quanto riguarda la disabilità. Penso per esempio agli Amici del Mondo, penso a Guido Chinello, a Walter Nicoletti e altri, insomma. Ho sempre trovato, ma anche nelle amministrazioni, sempre molta attenzione, molta sensibilità. Quindi ecco, complimenti. Prima ho detto anche che abbiamo fatto un salto culturale notevole. Come abbiamo detto in più occasioni stasera, c'è ancora molto da lavorare. Grazie. Guarda, Ruggero, ti ringrazio, perché la nostra forza arriva proprio da queste persone che negli anni sono stati per l'amministrazione un pungolo, ma un pungolo, non un pungolo di quelli, sai, negativi, brontoloni, un pungolo positivo, costruttivo. E quindi facendo comunità, che è l'ambizione, no? Che tutti con il diverso ruolo ci permette poi di arrivare a dei risultati migliori per le nostre comunità. Scusa, Beppe, di dove sei? Perché ci chiedeva Ruggero di dove sei. Io sono di Ponte San Nicolò. Gioca in casa, Beppe. Casa. Consuelo? Io gioco un po' fuori invece, Mantova. Ecco, Mantova. E Guido? Io invece sono di Padova, originario di Padova, ma vivo vicino a Zanardi, Alex Zanardi, quindi a Noventa Paduana. Ecco. Beh, Guido, lascio a te insomma così l'ultimo. Sì, allora io come augurio e invito è proprio quello di non rinunciare agli incontri, specialmente agli incontri con persone con delle diversità, anche e soprattutto quando magari queste diversità ci fanno paura. Ecco, io credo che questa sia una cosa molto importante. Volevo ringraziare Marta Pamio, se è ancora in linea, per aver citato, appunto, per averci ricordato le disabilità nascoste e in particolare la salute mentale. Io nell'ultimo libro, quello che vi ho fatto vedere prima, ho raccontato anche più esperienze di incontri, anche dove appunto le disabilità sono nascoste ma sono molto molto dolorose. Quindi se Marta sei ancora in linea, scrivimi in privato che ti mando molto volentieri il libro. E poi volevo ringraziare Dennis Contado, che è un caro amico, è una persona con disabilità e è un artista, nel senso che è un cantante, è un musicista e si sta battendo come un matto perché vuole fare e portare in scena un suo spettacolo meraviglioso. C'eravamo quasi riusciti, il Covid ci ha stravolto un po' tutti i piani, ma insomma, se per una prossima volta Enrico vorrei invitare Dennis per i suoi progetti, insomma, artistici, vale la pena di confrontarsi anche con lui.
Ho già preso nota. Grazie a voi. Vedete, guarda, l'ultimo commento. Grazie di Pasqualina, grazie agli intervenuti. L'argomento è stato molto interessante. Dobbiamo trovare il modo di riproporre in presenza questo incontro. Grazie, e ci abbineremo allo spettacolo con Dennis e magari così, insomma, creiamo un bel evento a Ponte San Nicolò o nelle nostre comunità. Vi ringrazio tantissimo per questo dialogo, è stato veramente bello e arricchente. Grazie a voi. Veramente, io parlo per me, sono stato bene, vi ringrazio tanto, e le nostre comunità insieme, se tutti, ognuno vede il proprio ruolo, facciamo la nostra parte, le nostre comunità saranno davvero sempre più inclusive. Vi ringrazio, buona serata a tutti, approfitto per ovviamente fare la pubblicità per giovedì prossimo, giovedì 16 luglio alle 18, l'appuntamento è Vivere lontani da casa, opportunità o necessità, e avremo così degli ospiti che hanno o vissuto all'estero o stanno ancora vivendo all'estero, avremo dei collegamenti da molto molto lontano, delle persone che sono tornate a casa o delle persone straniere che vivono in Italia, e quindi sarà veramente uno scambio di sensazioni, emozioni, un po' anche il lockdown, ma soprattutto anche per ridisegnare il futuro. Chiudo anch'io con un abbraccio, credo da parte di tutti noi, ad Alex Zanardi, perché è stato citato, ma ci tenevo, insomma, prima di chiudere, è un abbraccio perché è un grande sportivo, ma soprattutto un grande uomo, e alle giovani generazioni con la sua testimonianza sta dando tanto, e quindi speriamo che torni a farlo, perché il suo esempio è un esempio per i nostri ragazzi, per tutti noi, ma in particolare per i ragazzi è un esempio straordinario. E quindi un abbraccio profondo e sincero a lui e un abbraccio a tutti voi. Grazie, e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a tutti. Ciao.